Allora Davide, lui fa parte ovviamente dello staff, poi ci dirai tutto. Per la seconda ricetta, prego, perché vedo che stai fremendo. Lui è Pepe, da quest'anno sarà il nuovo primo cuoco del ristorante. Ha iniziato con me un po' di anni fa, 5-6 anni fa, e con lui andiamo a presentare un piatto che abbiamo praticamente creato insieme per gioco qualche anno fa. E all'inizio era un gioco che lo proponevamo a qualche cliente, poi ha avuto un buon successo, l'abbiamo inserito in lista e diciamo che forse insieme al patè di seppia è l'antipasto più richiesto del nostro piccolo ristorante. Che piatto è? Polpo e radicchio. Polpo e radicchio. Grazie Davide, buongiorno a tutti. Praticamente abbiamo, sai, di solito antipasto, il primo piatto che abbiamo è il polpo e patate. Sì. Abbiamo avuto questa idea di fare polpo e radicchio, che è una cosa amara, sai, il radicchio è un po' amaro, il polpo dolce. un po' dolce, allora abbiamo fatto questa combinazione che alla fine alla gente è piaciuto un po', no Davide? Tanto, siamo stati bravi, dai, non dovremmo dircelo, ma siamo fortunati e bravi. Certo. Dai. Quindi abbiamo fatto questo piatto qua che è polpo e radicchio, un po' di sale, un po' di olio e viene una figata, quindi vi aspettiamo perché è un piatto molto che la gente lo mangia, quindi poi lo facciamo vedere come se lo fa. Com'è la preparazione? Come sono le varie fasi della preparazione? Prima bolliamo il polpo. Sì, praticamente prima bolliamo il polpo, lo puliamo, quando è già pronto lo puliamo, lo facciamo a pezzettini, poi prendiamo una padella con un po' di olio, un po' di brodino e pepe sempre e il polpo e radicchio. Pepe, che senza pepe Pepe e pepito. Pepe e pepito, sì. Quindi è un piatto molto richiesto che vi lo consiglio e deve venire anche qua a mangiare sempre. Beh, certo. Ora ci farai vedere come ora si vi faccio prepara. vedere, sì, certo. Ok. Il radicchio, mettiamo un po' di radicchio e un pugnetto di polpo già cotto, già pronto, fatto a pezzettini. Allora praticamente aggiungiamo un po' di olio e aglio, un goccino praticamente di brodo di pesce, poco prezzemolo, sale e pepe ancora, pepe e un goccino di sale. Lo mettiamo al fuoco a cuocere un attimo. Facciamo anche girare, facciamo cuocere ancora un attimino, 3 minuti almeno. Ora è quasi pronto, ora lo mettiamo sul piatto e ti faccio vedere come. Sopra aggiungiamo un attimino un po' di aceto balsamico, praticamente che lo facciamo noi con un po' di zucchero e lo mettiamo sopra. Eccolo qua, qua abbiamo il polpo e radicchio a vento aria.